Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla quinta puntata sul tema della transizione ecologica. Abbiamo parlato e stiamo parlando di recupero di risorse dai rifiuti piuttosto che di risparmio energetico. Stiamo parlando sostanzialmente di contrastare gli effetti del cambiamento climatico attraverso delle azioni virtuose in un'ottica di sviluppo sostenibile, quindi parlare anche di energie rinnovabili, di efficientamento energetico e di quant'altro è sicuramente un tema centrale che fino adesso non abbiamo più di tanto sviscerato. Abbiamo qui con noi l'ingegner Luca Vecchiato, Buongiorno. che è di Ecomanagement, che è uno dei primi ingegneri che tratta e ha trattato l'efficientamento energetico e ha un curriculum direi professionale di tutto rispetto in quanto voglio dire è energy manager, progettista di impianti energetici, specializzato in efficientamento energetico, lavora per primarie aziende. La prima domanda, il primo argomento che vorrei affrontare con l'ingegner Vecchiato è il fotovoltaico. Sembrava e sembra, voglio dire, che ci sia un po' un ritorno di fiamma dopo il periodo dei grandi finanziamenti che ci sono stati, dove veniva pagato effettivamente il contributo dal GSE in maniera molto rotonda, c'è stato un arresto intorno al 2013, 12-13 con la fine dei contributi, adesso c'è un po' un ritorno. Ingegnere, vale la pena ancora investire nel fotovoltaico? Se sì, perché? Prego. Allora, l'energia fotovoltaica è sicuramente una delle fonti energetiche alternative più interessanti di cui abbiamo a disposizione. Non è assolutamente l'unica, non può essere l'unica totalmente sostitutiva delle fonti fossili, abbiamo necessità di un mix di fonti rinnovabili, ma sicuramente ha delle caratteristiche che la rendono unica. È scalabile e praticamente può produrre energia dappertutto, cosa che invece le altre fonti alternative come l'eolico, come il geotermico, eccetera, richiedono invece dei siti specifici. Il fotovoltaico invece possiamo installarlo dappertutto. Possiamo metterlo in grandi campi, possiamo metterlo sui tetti, possiamo metterlo al nord e al sud. Dappertutto abbiamo una produzione energetica, quindi sicuramente è una componente fondamentale del mix energetico di cui avremo bisogno nella transizione. La tecnologia esiste da 40 anni, ha avuto per decenni dei costi elevatissimi, nasce sostanzialmente per la produzione elettrica dei satelliti artificiali, quindi capite bene che i costi erano ovviamente, la diffusione era molto bassa, i costi erano molto alti. Negli anni, a partire dal 2005-2006, il grande volume di produzione ha fatto sì che i prezzi si abbassassero. Come ricordava, per anni, per una prima fase, l'interesse dell'installazione è stata soprattutto finanziaria, gli incentivi erano molto alti, c'era necessità di avviare un volano di produzione. Adesso siamo arrivati, abbiamo oltrepassato la cosiddetta grid parity, cioè il momento in cui la produzione da fonte fotovoltaica costa meno di quella da rete tradizionale. E con l'aumento dei costi che stiamo vedendo in questi mesi, che vedete sempre sulle prime pagine, addirittura questa cosa è evidente, è moltiplicata. L'energia fotovoltaica, l'energia elettrica fotovoltaica costa molto meno dell'energia da fonti fossili in questo momento. Ed è un trend che al di là di questo momento specifico manterremo per i prossimi anni. Quindi direi proprio di sì. Da un punto di vista di efficienza energetica, un pannello piuttosto che un 10 metri quadri rispetto a un tempo mi sembra che è molto migliorata l'efficienza del fotovoltaico e anche se ci dà qualche indicazione, chiaramente molto direi generica, su prezzi o come sono cambiati i prezzi da un punto di vista percentuale magari rispetto a un tempo. Certo, parlo per esperienza personale perché quando installai l'impianto su casa mia nel lontano 2005, per un impianto piccolissimo da 1 kW di picco spesi qualcosa come 6.000-6.500 euro.
era soprattutto un costo altissimo dei pannelli. Un pannello di 1 metro per 1,6 m produceva 160 watt. L'aumento dell'efficienza della conversione fotovoltaica ha fatto sì che, grosso modo, ormai siamo a pannelli da 400, a parità di dimensioni, da 400 a 450 watt. I prezzi sono molto scesi, per gli impianti domestici possiamo essere attorno ai 2000 euro su kilowatt di picco, e rispetto poi a quello che costa l'energia, l'investimento è assolutamente conveniente, si ripaga nel giro di alcuni anni. Questo vuol dire che il settore del fotovoltaico dovrebbe sicuramente riprendere quota in maniera anche quindi non finanziata, quindi in maniera molto più direi solida anche da un punto di vista imprenditoriale. Quindi. E un qualcosa, sempre parlando delle rinnovabili, le altre rinnovabili sono legate, diceva, principalmente al sito, quindi se parliamo di eolico, magari la pianura padana non va tanto bene, va Non è meglio, vocata. non è tanto votata, mentre per quanto riguarda, che ne so, la Puglia e posti al sud che sono più ventosi, è molto più legata. Ma un qualcosa di nuovo oggi si sta verificando nel panorama del recupero, un recupero che è termochimico di scarti e di rifiuti, e si chiama pirolisi, pirogassificazione. Ci spiega, e vorrei anche mandare un contributo video che così abbiamo anche l'idea di cosa stiamo parlando, ci spiega un po' di cosa si tratta. Allora, la pirogasificazione è un processo chimico che permette di scindere una matrice organica, quindi basata principalmente sul carbonio, in molecole più semplici e quindi in un gas che ha un potere calorifico interessante, che può essere utilizzato ad esempio per la generazione elettrica in un normale, nei suoi limiti naturalmente, ma diciamo in un motore endotermico. E l'interesse è l'utilizzo delle materie di scarto. Abbiamo tantissime matrici organiche che si prestano a un utilizzo di questo tipo. Attualmente fare pirogasificazione significa risolvere un problema ambientale e risolvere almeno parzialmente un problema energetico. Quindi direi che è una tecnologia assolutamente da perseguire e da sviluppare. Quindi dopo il riciclo classico, che è il riciclo fisico, quindi selezione, macinazione e quant'altro, la nuova frontiera potrebbe essere quella del riciclo chimico per produrre o sottoprodotti oppure per produrre energia sostanzialmente. Assolutamente sì. Ripeto, abbiamo in Italia, ma un po' in tutto il mondo, delle quantità enormi di queste matrici, d'accordo? Sia di tipo biomassa che anche da fine vita, insomma filiere di fine vita, e trovarne un utilizzo pregiato, arrivare addirittura alla produzione di energia elettrica, è un qualcosa che aiuta il bilancio energetico complessivo, quindi assolutamente deve essere perseguito. Pur rientrando questa, direi, tecnologia e questa forma di recupero addirittura nel PNRR, perché si legge in molti capoversi, voglio dire, del progettone che è stato confezionato dal governo passato, e c'è da dire che effettivamente la normativa oggi non riesce a definire in maniera inequivocabile questa tecnologia come un qualcosa di diverso, di alternativo alla combustione, dell'incenerimento piuttosto che termovalorizzazione. Mi preme far capire all'interlocutore, al telespettatore, che effettivamente stiamo parlando di una tecnologia che non ha niente a che fare con la combustione e quindi con la termovalorizzazione. Se ce lo spiega in maniera semplice ma un po' tecnica, che così, voglio dire, anche ci fosse di fronte a voglio dire, uno sviluppo piuttosto che di fronte a un insediamento del genere ci fosse qualcuno che ha dei dubbi e ha paura di avere un inceneritore sotto casa, vorrei che riuscisse a capire di cosa stiamo parlando e che è un qualcosa di diverso. Ecco, la termovalorizzazione, diciamo la semplice combustione dei rifiuti, è la loro
totale ossidazione, quindi tutto viene trasformato in CO2 con produzione di calore che può essere o meno riutilizzato, che però sostanzialmente si traduce in una distruzione totale della matrice. La pirogasificazione invece, passando per uno stadio di trasformazione chimica, passa per un prodotto intermedio, che è appunto questo gas, che ha un potere calorifico interessante, che permette una valorizzazione più semplice. Quindi effettivamente non è un recupero di materia, è un recupero energetico, però è una valorizzazione della matrice. Non solo, ma questo passaggio intermedio permette un controllo molto buono della composizione e una risoluzione di tutti quei problemi ambientali che invece ci potrebbero essere nella termovalorizzazione e nella distruzione completa. Quindi maggiore tutela ambientale, maggiore efficienza complessiva del progetto. Quindi l'augurio è quello che ci siano sempre meno inceneritori, meno termovalorizzatori e più pirogassificatori o pirolizzatori sostanzialmente. E il focus che in più momenti ha cercato di mettere a nudo è quello della CO2. Sostanzialmente abbiamo un dovere, quello di cercare di contenere la produzione di CO2 e quindi di contenere praticamente questo impatto sull'ambiente che poi crea cambiamento climatico, l'effetto serra e quant'altro. Questi sono grafici che danno l'idea di come il consumo energetico è cresciuto da fonte fossile soprattutto, e quindi praticamente la CO2 come ci sta, tra virgolette, devastando o comunque ci sta impattando a livello del pianeta. Ma a oggi ci sono delle attività praticamente che devono pagare, ci sono dei debiti e dei crediti di CO2, si sta praticamente creando un mercato della CO2. Ci spiega un po' cosa sta arrivando, cosa sta praticamente, come si sta muovendo anche il mercato finanziario in termini di quote CO2? Ecco, il meccanismo europeo nasce dal protocollo di Kyoto e si chiama ETS, una sigla che significa Emission Trading System. In che cosa consiste questa cosa? Consiste nel fatto che alcune tipologie di industrie, quelle che hanno il più grande consumo energetico o comunque la più grande emissione di gas a effetto serra, quindi per esempio raffinerie, cementifici, inceneritori, industrie chimiche, eccetera, eccetera, sono tenute per legge a rendicontare le loro emissioni di CO2 equivalente, quindi principalmente CO2 ma anche gli altri gas a effetto serra, e a, tra virgolette, pagare, insomma ci sarebbe un po' di complicazione ma facciamola semplice, pagare in funzione di quante tonnellate di CO2 equivalente emettono ogni anno. Questo viene rendicontato agli enti di controllo tramite le quote di CO2, che sono sostanzialmente dei titoli che hanno un valore borsistico, quindi esiste un mercato dove queste quote vengono scambiate e che le aziende devono in qualche maniera acquisire. Questo permette in qualche forma di compensare le emissioni con delle misure attenuative, che possono essere fatte fuori Europa, per esempio impianti a fonti rinnovabili, progetti di riduzione di copertura di discariche e progetti di questo tipo. Quindi esiste effettivamente un mercato e la finanza si è mossa su questo. Abbiamo avuto negli ultimi 3-4 anni un aumento iperbolico del valore delle quote, che sono passate da 7-8 euro a tonnellata a punte anche di 90 euro a tonnellata, quindi un onere non indifferente. Però insomma l'obiettivo è mettere nella catena del valore le esternalità negative, cioè i problemi ambientali creati dalla CO2 e quindi portarle al consumatore finale. Quindi quella famosa battuta chi inquina paga, effettivamente paga, nel senso paghi... Su questo tema assolutamente sì. E probabilmente ci sarà anche un meccanismo virtuoso, almeno si può ipotizzare un meccanismo virtuoso, che chi invece non inquina, tra virgolette, vende?
Sì, esistono dei meccanismi volontari che sono proprio quelli di compensazione. Non c'è l'obbligatorietà di ETS, siamo fuori di ETS, però effettivamente, appunto tramite questo tipo di meccanismo, chi fa delle misure attenuative, potrebbe essere per esempio il rimboschimento o comunque degli efficientamenti, ottiene delle quote CO2 che permettono a qualcun altro di compensare le proprie emissioni. È quello a cui bisogna arrivare quando si parla di carbon neutral. Per il 2050 l'Unione Europea ci dà un obiettivo di neutralità climatica, non arriveremo mai a zero CO2 perché soltanto a respirare noi emettiamo CO2, ma possiamo compensare con le misure e quindi creare un danno zero per l'ambiente. Questo è interessante perché effettivamente sul capitolo CO2 bisogna sicuramente impegnarsi a lavorare. È chiaro che dalle fonti fossili non si può uscire completamente, soprattutto sulla grande impresa, perché è impensabile avere un altoforno che va con i pannelli fotovoltaici, servirebbero non so quanti ettari chiaramente. E quindi dovremo, tra virgolette, adattarci a avere un contenimento sicuramente del consumo di energia tradizionale, quindi la fonte fossile, e una relativa piccola o grande diminuzione di produzione di CO2, però dall'altra parte sapere che ci sono delle iniziative e se vediamo il riciclo dei rifiuti come, tra virgolette, un processo per la riduzione di CO2, nel senso quanto più riciclo ogni singolo materiale, tanto meno ho estrazione, produzione, distribuzione, quindi costi energetici, anche solo la distribuzione, se pensate, voglio dire, sono costi di trasporto e quindi oggi sono costi e un impatto di CO2 molto importante. Ecco, questo sicuramente oggi viene esplicitato in molte attività. Ci sono attività addirittura anche nel mondo dell'auto, anch'io l'ho visto da poco, che una volta quando compravi l'auto guardavi i consumi litri per 100 km, quindi quanto consumava. Oggi c'è l'impatto di CO2. Assolutamente. E sempre più attività, tra l'altro, danno questo. Addirittura ci sono aziende che cercano di fornire i propri prodotti dando anche l'impatto di CO2 per la produzione, distribuzione e quant'altro. E questa è una cosa molto interessante. Sì, sul mondo dell'auto in effetti sono stati fatti dei passi da gigante qua ultimamente. Sì, abbiamo la classificazione delle automobili, è in grammi di CO2 per chilometro, effettivamente, quindi io credo che un po' in tutti i settori si arriverà a questo. Se ne sta parlando a livello di decisori, ma aspettiamoci per i prossimi anni di vedere esplicitato nel costo di quello che compriamo l'impatto ambientale, l'impatto di CO2. E questo orienterà le nostre scelte di mobilità se parliamo dell'auto, scelte abitative, scelte di stile di vita. Andiamo incontro a una grandissima ristrutturazione del nostro tenore di vita e quindi i meccanismi saranno sostanzialmente di prezzo e meccanismi fiscali. Quello che di solito concludo così le chiacchierate con i miei ospiti, quello che forse oggi manca è a livello di amministrazione locale e di governo, oltre alle grandi prospettive, a questi grandi progetti PNRR, Next Generation, piuttosto che Agenda 2030, ma poi alla fine manca la norma piuttosto che manca la cultura da parte, voglio dire, dell'amministratore locale. E ancora una volta, voglio dire, si assiste delle volte a degli elevati di scudi soltanto per un po' di consensi, voglio dire, quando magari si perdono effettivamente dei risultati importanti da un punto di vista di risparmio energetico, di recupero di risorse e quindi di minore impatto della CO2. E cosa si può fare? Cosa si potrebbe proporre? Un incentivo magari anche per i comuni che fanno queste scelte o che altre cose? Io temo che lo shock di quello che vivremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà tale da risvegliare l'opinione pubblica.
La classe politica capirà che le esigenze sono diverse, che bisogna ragionare in termini di effettività, non di sogni o di ideologie, e quindi verranno un po' rivisti i processi decisionali. Però credo che sarà la pressione dell'opinione pubblica che riorienterà questi processi. Bene, grazie ingegnere, vi do appuntamento alla prossima puntata con altri argomenti per cercare appunto di avere una panoramica su questa transizione ecologica che è in atto. Grazie.